questo non è il processo al clan Gambacurta, che questo clan Gambacurta non esiste, ma non perché lo dico io, perché lo dicono i capi di imputazione. Cioè questo è il primo, farò poche battute a completamento rispetto alla discussione di Gianluca Tognozzi sul 416 e sugli altri reati, che però sono fondamentali per comprendere di cosa parliamo, di che spessore parliamo. Io ho visto che questo processo al clan Gambacurta, ma immagino e sono sicuro di questo, che per l'impegno che il numero di imputati detenuti, per il momento di coincidenza del Covid, è stato addirittura citato come grande processo da seguire all'inaugurazione dell'anno giudiziario, dove io ho avuto la ventura di partecipare, c'era Gianluca insieme a me per anni, e noi sempre dicevamo: non parlate dei singoli processi all'inaugurazione dell'anno giudiziario, non se ne parla fuori. Polemizzai anche l'anno prima col procuratore generale, che era uno dei migliori procuratori generali che abbiamo avuto da sempre, che per fortuna ora è procuratore generale in Corte di Cassazione, che parlava di un altro importante processo, perché significa mettere un carico di tensione e un carico di responsabilità in più ai giudici, che sono i veri soggetti che devono essere protetti quando in un processo ci sono suggestioni e aspettative mediatiche. Perché, lo ripeto qua e lo dissi in quella sede di inaugurazione, quando in quel famoso processo alla Corte d'Assise di Perugia vennero assolti i presunti autori dell'omicidio di una povera ragazza inglese, eccetera, eccetera, la ragazza americana e un altro ragazzo italiano che si erano fatti lungo carcere, e si raduna la folla inferocita davanti all'aula della Corte d'Assise d'Appello, non insultano gli imputati, non insultano gli avvocati, e purtroppo noi siamo abituati ad essere visti come complici, come se difendessimo il reato e non i diritti di chi ha presuntivamente commesso il reato, ma insultano i giudici in modo feroce, perché li accusano di avere procurato impunità a soggetti che erano stati battezzati socialmente e mediaticamente come colpevoli. Allora, il giudice che ha il coraggio di sfidare questo è tipico delle dittature, è tipico dei regimi non democratici. Il giudice di un regime democratico non deve avere anche la dote del coraggio, non è necessario che sia coraggioso, deve essere tranquillo e sereno, deve sapere che se fa una sentenza che non delude le aspettative pubbliche non va incontro a nessun tipo di critica. Non ne parliamo, e questa volta sicuramente non sarà così, da parte di un ufficio di procura, ma in generale. Allora, quali sono le suggestioni? Io vi dico di guardare il capo di imputazione rispetto a questo 416 e a tutta una serie di reati fine. Se io prendo clan Gambacurta, i reati che hanno ad oggetto il programma criminoso del 416 e quindi che hanno ad oggetto il profitto, vedo che intanto sono spalmati nel tempo in modo incredibile. C'è la estorsione presunta, non entro nel merito perché l'ha discusso, perché non è estorsione, e tutto il resto Gianluca Tognozzi peggiorerei solo, ma questa presunta estorsione è di maggio 2013. Poi c'è l'episodio di Akramul, su cui dirò una parola, che è il soggetto che ha la pizzeria che non paga l'affitto alla signora Curci, che è tutto tranne che una delinquente, perché di questo parliamo, a gennaio 2014. Poi c'è le lesioni al negozio dei ragazzi che sono originari del Bangladesh, non mi piace chiamarli bangladini, che è addirittura di gennaio 2017, cioè a distanza di 3 anni. C'è l'episodio di Lombardi, che è anche quell'episodico, che è di aprile 2014, e poi c'è l'episodio di Manattini, che è un'altra storia a sé. Cioè, se noi volessimo dire che un processo, indagini che durano 7 anni, perché il pubblico ministero vi dice che questa associazione nasce a giugno 2011, seppur quella della droga, cioè vengono attenzionati a giugno 2011, quando viene arrestato per la prima volta Massimiliano Gambacurta, e insieme a lui vengono arrestati Marco Ciaccia e Gianluca Salvatori, e vengono arrestati per un fatto completamente avulso, perché a casa di Massimiliano Gambacurta trovano un etto di fumo, lo chiamano in questo termine, cioè proprio tipico uso personale, tant'è vero che Ciaccia
e Salvatori verranno liberati immediatamente all'udienza di convalida e poi assolti, e verrà condannato solo Massimiliano Gambacurta, e dal 2011 questa è un'indagine dove troverete intercettazioni telefoniche fino al 2018, 7 anni di storia. Allora, in questi 7 anni di storia ha prodotto questo sotto il profilo di controllo del territorio, di estorsioni, di reati di violenza. E quale clan Gambacurta ha posto in essere questa azione? Uno e un solo Gambacurta, Franco Gambacurta. In tutto questo elenco di Bangladini, e l'ho chiamati così non volendo purtroppo, della pizzeria che non paga gli affitti, eccetera, eccetera, Massimiliano Gambacurta, Valerio Gambacurta, ma finanche quelli che vengono chiamati luogotenenti, Marco Ciaccia, Salvatori, eccetera, non è che sono estranei, non c'è un minimo di prova che sappiano che sono stati posti in essere quei reati contro il patrimonio. E d'altronde, vedete la suggestione, non poteva che essere così, perché se noi vogliamo dire che per esempio l'episodio della pizzeria di Akramul sia un episodio che ha in qualche modo, come dire, posto sul territorio il dominio di questo clan Gambacurta, dobbiamo renderci conto, perché lo deve dire nella sua requisitoria con grande onestà lo stesso pubblico ministero, che Franco Gambacurta cela la propria identità quando sta andando da un soggetto che non è neanche il proprietario della pizzeria, è un soggetto straniero che è imprevedibile, che vada dai carabinieri, che non ha nessuno spessore criminale, che è lì nel quartiere di questa signora Curci, che deve avere 2 cose. Io non discuto, come vedete, la qualificazione giuridica, l'ha detta Gianluca, le sezioni unite che cosa dicono sulla distinzione tra sequestro, tra estorsione e esercizio arbitrario, sul dato che l'intervento del terzo, le sezioni unite furono interpellate proprio sul contributo del terzo, che il terzo ha una autonomia e consente di riqualificare il fatto in malam partem solo se ha un interesse proprio, che qui il pubblico ministero dice l'affermazione della fama criminale. Ma come? Se quello va là e gli dice è il marito della signora Curci, non è che va e gli dice ma tu lo sai, ma sapete come succede nei contesti, diciamo, di mafia, perché di questo parliamo, tant'è vero che c'è l'aggravante del metodo, si va e si dice ma tu, la prima parola che si dice, ma tu lo sai chi sono io? La prima frase che dice il soggetto che vuole incutere timore nel soggetto passivo dice ma se quello non lo conosce, perché già diciamo che in un contesto di criminalità e di controllo così ferreo del territorio è inipotizzabile pensare che a Corleone Totò Riina, per dire, visto che parliamo del culto di Monte Spaccato, si presenta a un negozio e il negoziante non sa chi sia Totò Riina, no? Stiamo parlando di star da questo punto di vista. Ma la prima frase che dovrebbe dire Franco Gambacurta è tu non sai chi sono io. Franco Gambacurta non solo non dice tu non sai chi sono io, ma si preoccupa di nascondere l'identità, tant'è vero che dice sono il marito della signora, non si capisce se questo ruolo sarà suo o sarà di Emilio Cotugno, e quindi ogni suggestione di intendere per esempio questo episodio come controllo del territorio è fuori luogo, come è una suggestione assoluta lo scontro che poi sarà successivo nel tempo, di anni dopo, perché la tentata violenza addirittura è del 10 gennaio 2017, che è pacificamente, intendo proprio del negozio gestito dai cittadini del Bangladesh, che è pacificamente episodio e che nasce su una scorta, come dire, occasionale, perché ci sono 2 minorenni che litigano con questi negozianti e che hanno la peggio probabilmente, che tornano dopo poco e insieme a loro si presenta anche Franco Gambacurta, che ha il bar esattamente di fronte. Lo dicono gli stessi testimoni, c'è questo famoso bar Romeo, si trova di fronte. Ora, inquadrare questo episodio di pessima, come dire, su cui si può esprimere tutto il massimo pessimo giudizio, sia chiaro che non c'è nessuna compiacenza rispetto al fatto di poter fare questo tipo di attività, ed è questo però un altro tema che il giudice è bravo. Io mi ricordo sempre il professore Coppi quando
Diceva, il vero passaggio, il più delicato dell'attività del giudice è di riuscire, di calare e di comprendere il caso storico rispetto alle proporzioni. Lui faceva l'esempio del pretore di Alassio, della ragazza che prende il sole a sedo nudo, che in un certo contesto è reato, successivamente valutato in altro modo non è reato. Non è un arbitrio del giudice, è proprio la quintessenza della giurisdizione. Interpretare i fatti storici e capirne la rilevanza antisociale. E anche qui non è che bisogna dare il premio, non dare il premio, ma calarsi in un contesto di dire chi è Franco Gambacurta, dove è nato, dove è cresciuto. Lo conosciamo noi sto Monte Spaccato, sappiamo che vita ha fatto sto Franco Gambacurta. Sono quelle le dinamiche di strada che quando si litiga di fronte poi si rivà e si rilitiga. Niente di commendevole, niente di apprezzabile, ma non si può però dare una coloritura diversa da quella che è, dicendo che è la classica espressione di, come dire, di sopraffazione del territorio di questo clan Gambacurta, perché questa è la cappa all'interno del quale si costruisce una lente deformata di valutazione di tutti gli altri mezzi di prova che non consentono l'apprezzamento nella loro effettiva portata, come anche diciamo è uno sforzo che fa il pubblico ministero, quello di valorizzare in qualche modo la figura di Valerio Gambacurta. Voi ditemi, per esempio, c'è un dato storico: Valerio Gambacurta lavora, e lo stesso padre gli dice, nell'episodio del sequestro di cui vi farò perdere 10 minuti, gli dice: tu stiamo litigando con questo, e vi dirò perché stiamo litigando, tu te ne devi andare perché tu c'hai un lavoro, c'hai i bambini, eccetera, eccetera. Allora una frase banale, così per quello che è, che forse è un momento di puro buonsenso di Franco Gambacurta, che invece ha fatto tanti accessi dati dal suo carattere, altri tipi di comportamenti, ma questo è veramente uno spicchio di comportamento di Franco Gambacurta da perfetto buon padre di famiglia, ammirevole e commendevole. Bene, sapete questo dato come viene interpretato? Si dice che è così diabolico Franco Gambacurta ormai lo conosciamo alla perfezione, perché Franco Gambacurta è il Ciotti di questo processo, se questo processo è il 90° minuto, cioè Franco Gambacurta c'è passaggio voce per voce, commenta tutto, e poi dirò quanto è importante determinati episodi, come mai non li commenta. Allora, è mai possibile che una frase così banale, così semplice, così di buonsenso, tu te ne devi andare perché quello aveva rubato a casa loro, perché tu c'hai un lavoro e tu c'hai i bambini, diventa, guarda quanto è diabolico Franco Gambacurta, perché in questo organigramma, che poi mi dovete dire questo organigramma come emerge, perché è solo lui, in questo organigramma delinquenziale, in questa, come se fosse la famiglia Agnelli del crimine, ha stabilito che Valerio Gambacurta sia il soggetto pulito che ha addetto ai riciclaggi. Beh, voglio dire, ma così si può dire tutto e il contrario di tutto. Cioè, se uno interpreta ogni elemento, finanche quello favorevole e positivo, finanche sotto un profilo morale, perché dire a un figlio tu vattene che ti metti nei guai perché c'hai i bambini, mentre io ormai ho una vita disastrata, e la giustizia che sto cercando di farmi, che non si fa in quel modo, tant'è vero che è reato, ma quello stavano facendo in quel modo, stavano facendosi giustizia a modo loro, me la faccio io perché mi rendo conto che tu puoi passare un guaio, diventa il puntello probatorio di una valutazione di questo tipo, dove Valerio Gambacurta, rispetto a tutti questi reati, ha una sola interposizione fittizia, nel senso che sarebbe proprietario insieme a Giannini, il vero proprietario insieme a Giannini di una concessionaria di auto, e anche là stiamo parlando di un'attività economica perfettamente lecita, cioè la socialità, l'essere un criminale di Valerio Gambacurta inizia e finisce nel lavorare. Dopodiché ve le dico io due cose sul sequestro di persona, anzi vi chiederei di, anche se è stata prodotta credo la sentenza di primo grado, prendetela proprio in considerazione per quello che è. E non è che vi voglio dire i nostri motivi di appello, noi siamo fortemente convinti che quella sentenza non possa reggere. Ma quella sentenza di sequestro di persona, che dice il pubblico ministero, se vogliamo capire bene la figura di Valerio Gambacurta, perché gli serve, perché se no
Lui dice: io non ho fatto il 416 bis perché c'è Franco Gambacurta. No, tu non potevi fare manco il 416 semplice, proprio perché c'è solo Franco Gambacurta. Quella sentenza della Corte d'Assise nasce da un'imputazione con un fatto storico pacifico, incontestato. Tant'è vero che il pubblico ministero me ne darà atto. Io dall'udienza preliminare e alla prima udienza, e la sentenza lo dice, dico alla Corte: signori, guardate, che abbiano menato il pugile, che abbiano menato questo Rios, come si chiama lui, i nomi sono un disastro, almeno in questo ho preso dall'avvocato Spinelli, dice solo nei difetti, ma già è una cosa, almeno prendere qualcosa. Allora, a che abbiano menato il pugile, alla prima udienza abbiamo detto: non fate istruttoria, perché giustamente il pubblico ministero e la Corte si preoccupava di ricostruire il fatto storico, cioè che l'abbiano preso, che gli abbiano menato, che gli abbiano detto: sta segni chi te l'ha dati, dove l'hai presi, chi ha rubato a casa nostra, vogliamo sapere chi ha rubato a casa nostra e ci dovete ridare i soldi, andiamo in banca e riprendiamoci i soldi. Tutto questo è pacifico, ma è altrettanto pacifico, tant'è vero che i testi principali vengono sentiti come 210. Sia Gallardo Rios sia la Bucova vengono sentiti come 210. È altrettanto pacifico, mi pare di non sbagliare, giusto? Non era neanche la Bucova 197, era un 210, però dice su quest'altro, su quello che ti hanno detto, e là già è un triplo salto mortale della Corte d'Assise, perché io voglio capire, se io mi sto difendendo dicendo che è una diversa qualificazione giuridica del fatto, come fai a fare sedere lì una persona a dire solo: racconta le botte, ma non raccontare perché te le stanno dando? Già questo vi fa capire che tipo di sentenza è uscita da quella Corte d'Assise. Però il fatto storico pacifico ammesso da tutti, tant'è vero che sono iscritti, è che questi signori Bucova e questo pugile Rios rubano, cioè diciamolo le cose come stanno, sono due ladri. Io sono d'accordo che la Presidente della Corte d'Assise dice: ma lei non si preoccupa, però è una che ha rubato. Vogliamo dire che ha rubato alla persona sbagliata? Diciamo pure che ha rubato alla persona sbagliata, era meglio se rubava a me o a Tognozzi. No, è meglio a me, a Tognozzi non metto la mano sul fuoco, che era meglio che non rubava. Allora, diciamo che ha rubato, se volessimo fare una battutaccia, però rubano, e nel momento in cui rubano la reazione è finalizzata al ristoro del furto che subiscono, e se dire Valerio Gambacurta, i Gambacurta non hanno interesse, è azzerato dalle sezioni unite, perché le sezioni unite l'hanno spiegato che non devi avere, se tu partecipi insieme all'avente interesse, che tra l'altro è il cugino, il legale rappresentante che fa parte di questo processo, ma non vi dicono che l'assegno, rubati gli assegni in bianco al campo dove è direttore generale Valerio Gambacurta, dove lavora tutti i giorni Valerio Gambacurta, l'assegno porta la firma falsa di Valerio Gambacurta. Come si fa a non dire che Valerio Gambacurta sia persona offesa del reato? Cioè, quando vanno in banca con l'assegno rubato dentro il circolo e falsificano la firma perché non c'è altro modo e bancano l'assegno porta in calcio, c'è scritto sotto Valerio Gambacurta. La direttrice della banca si insospettisce e chiama Gianluca Carocci si chiama? De Carli, scusate, ve l'ho detto, sui nomi disastro assoluto, e chiama Gianluca De Carli. Per esempio Gianluca Di Carli era uno di quelli che era venuto da me a farsi difendere perché era cugino di Gambacurta, perché hanno lavorato insieme, e io per il bene suo gli ho detto non è opportuno che ti difenda, perché so che i giudici non considerano appartenente al clan uno che ha lo stesso avvocato, ma vedete che tipo di esigenze, e ho faticato perché ho detto: ma come avvocato, ma io la conosco da tanto, ma lei non mi assiste proprio nell'unica storia drammatica che ho nella mia vita, per il bene tuo non ti assisto, perché io tra l'altro vivo di quello, non è che vivo di rendita. Allora Gianluca De Carli viene chiamato dal direttore della banca e il direttore della banca gli chiede: c'è un assegno di Valerio Gambacurta? E lui gli dice: sì, bancalo. Poi chiama Valerio Gambacurta e gli dice: ma ancora non avete capito che dovete mettere pure il timbro? Per questo si accorgono. Gianluca De Carli sgrida Valerio Gambacurta perché non ha messo il timbro dell'associazione,
che Gambacurta alla firma, e Gambacurta dice ma io non ho firmato niente, e quindi va il giorno dopo in banca De Carli e dice ma che è sta assegno, e si scopre che è questa ragazza. Dopodiché tutta l'attività è tesa esclusivamente a questo. Non facciamo l'abbreviato, signor Pubblico Ministero, non per strategie criminali, non facciamo l'abbreviato perché l'abbreviato i giudici di questa Repubblica lo hanno ucciso. Questa è la verità. L'abbreviato è stato devastato da una cultura che non ha compreso che cos'era l'abbreviato, che guarda il particolare e non guarda il malato nel suo complesso, perché l'hanno ucciso sotto il profilo delle pene, perché nessuno dice la pena giusta era 6 e quindi in automatico gli do 4. Si fa un problema di equità, ma come, quello ha fatto un reato grave, gli posso dare 4, gli do 5,5. L'hanno ucciso perché sapete cosa dico io ai miei assistiti? Che quando tu fai l'abbreviato è come la Roma, per fare capire, sono costretto a questo, che gioca fuori casa. Io dico, le regole sono quelle, il pallone è quello, i giocatori sono quelli, i giocatori delle squadre avversarie sono quelle, la grandezza delle porte è quello, il campo è quello. Eppure la Roma in casa vince 12 partite su 17 in un campionato, fuori casa ne vince 5. E lo stesso accade con l'abbreviato, credetemi, ve lo dico io, la stessa identica cosa accade dall'abbreviato. Processi che tu dovresti vincere perché noi ci rendiamo conto delle debolezze, li perdi. Volete sapere l'esempio? L'omicidio di cui ha parlato il Pubblico Ministero. Nell'omicidio la posizione migliore erano 5 imputati. Giuseppe Lopinto, padre del ragazzino che era coinvolto, che era il padre del bambino conteso. Marco Lopinto, Domenico Gambacurta, Tiziano Gambacurta e Massimiliano Gambacurta, unico condannato. Posizioni che, come ve le ho citate, cresceva la gravità indiziaria. Peppe Lopinto era certamente quello meno attinto, io spero che sia stata depositata anche la sentenza della Corte d'Assise. Peppe Lopinto fa l'abbreviato con uno dei migliori magistrati che c'è qua dentro, non voglio dire, vi dirò solo che è presidente ora a Tivoli, per non fare nomi, e avete capito che sto parlando di uno dei migliori magistrati. Ebbene, nonostante questo, viene condannato a 30 anni e si salva perché chi vi parla dice bisogna andare al dibattimento perché purtroppo si uscirà male se no da questo processo, e al dibattimento ci sono 3 assoluzioni e viene condannato in modo mite rispetto, perché si comprende veramente la dinamica dei fatti, Massimiliano Gambacurta. Ecco perché non facciamo gli abbreviati. Non facciamo gli abbreviati perché gli abbreviati sono stati distrutti. E allora finisco col sequestro di persona. Quando si dice che il coinvolgimento di Valerio, quello è un fatto che nasce da un furto in casa. Mi volete dire un fatto che nasce da un furto in casa come può essere inquadrato in una dinamica di 416 di controllo del territorio di clan Gambacurta? È un fatto che nasce da un furto in casa, ve lo ripeto, alle persone sbagliate, al pregiudicato Franco Gambacurta, lo dico apertis verbis davanti al mio cliente, e Franco Gambacurta quando gli rubano in casa gli parte la ciabatta, lo vogliamo dire come lo direbbe lui. È un fatto ingiusto, ci parte a tutti. Lui mi raccontava ieri che hanno tentato di fargli la rapina, il furto dell'orologio. A me hanno tentato di farmi la rapina dell'orologio e ho reagito in modo non mi aspettavo mai di poter reagire in quel modo, cercando di dare calci non lo sanno solo quelli del mio studio, dal finestrino della Smart, facendomi male, terribile, salvando l'orologio, ma non era l'orologio, che manco sapevo che orologio avevo al polso, perché hai un momento in cui subisci l'ingiustizia che reagisci istintivamente, dopo aver detto 1000 volte a tutti i miei figli, vi raccomando a tutti i miei amici, se vi dovessero fare una pena rapina, dategli tutto quello che vogliono e fatelo andare via, perché non si sa mai come va a finire, che il bene materiale si recupera, eppure reagisco in quel modo. Franco Gambacurta reagisce in quel modo. Allora ecco la superfetazione, dice lo fa per il prestigio criminale. Ma perché lo deve fare per il prestigio criminale? Da dove si evince che lo fa per il prestigio criminale e non lo fa perché reagisce a un fatto ingiusto subito in casa? Valerio Gambacurta, come gli dice lo stesso padre, ha un ruolo anche là addirittura minore. È vero che gli dice la frase, non mi nascondo, dice a te ora come ti vedono nel quartiere, chiunque ti vede ti mena perché sapranno che sei un ladro. E che frase è? È una frase che vuol dire che lui è il boss del quartiere? Una frase di questo tipo
la frase, la parola, ma il 187 ci dice che oggetto di prova sono i fatti. E quali sono i fatti che determinano questo? Allora mi sembra che anche da questo punto di vista non si possa dire che c'è questo contesto criminale, come non era così l'omicidio. L'omicidio, ve lo dico anch'io com'è, tanto c'avete la sentenza, l'omicidio nasce perché c'è un ragazzo che ha una storia con un'altra ragazza, cose da 800, cose che bisognerebbe fare libri di sociologia e lì sì lavorare se si volesse migliorare il contesto sociale sotto un profilo culturale, di presa di coscienza. Poi ci scandalizziamo ovviamente del dittatore, l'ha chiamato così il Presidente del Consiglio, quindi lo posso chiamare anch'io. Noi a Una Vita facemmo una manifestazione per gli avvocati turchi 8 anni fa, con un manifesto perché Erdogan arrestò tutti gli avvocati turchi che avevano difeso i partecipanti a una manifestazione. Entrarono al Tribunale di Istanbul e arrestarono tutti gli avvocati, tutti, con una ferma di posizione del Consiglio dell'Ordine di Istanbul e la Camera Penale di Roma. Nel suo piccolo ospitammo una componente del Consiglio dell'Ordine di Istanbul e facemmo un convegno apposta, e dopo un paio d'anni facemmo anche una cosa insieme con la ANM locale sulle scale della Cassazione, ma non voglio divagare. Ora, io mi scandalizzo di quello, dico, ma lì nasce una cosa incredibile, perché questi due ragazzini, 19 anni Lopinto che gioca a pallone, 18 l'altra ragazza figlia di una famiglia che si chiama Zioni, che basta andare su internet, che sono gente dedita al malaffare, come si legge su internet e come ci sono 1000 sentenze. Questi due hanno una bambina. Dopo poco, ovviamente, immaturi non vanno più d'accordo. La madre si piglia la bambina, o il bambino, anzi un maschio, e se lo tiene a casa con suo padre e sua madre. Lopinto non riesce in nessun modo a tenerlo. E sapete qual è l'elemento, poi dici di gamba curta, sapete qual è, cosa innesca la miccia che porta a un omicidio? Il fatto che Lopinto faccia scrivere dall'avvocato. Quando a casa di questi Zioni arriva una lettera di un avvocato, i Zioni diventano pazzi e partono immediatamente con 2 macchine verso casa dei Lopinto. Non trovano il figlio che sta tornando dall'allenamento perché gioca già in Serie D, era uno della primavera della Roma, era una promessa poi perduta tra carcere eccetera, gioca ancora bene tra Serie C e Serie D, ma non ha potuto fare quella carriera che forse poteva fare. Fanno scendere il padre, questo Giuseppe Lopinto che si trova 30 anni con l'abbreviato, lo fanno scendere il padre, lo maltrattano, lo imbruttiscono, per caso perché i Lopinto sono amici intimi di Gambacurta, ma perché vivono nello stesso immobile. Da anni, da 20 anni, quelle cose che solo a Roma possono nascere, dove il vicino della porta a fianco diventa un fratello, un parente, se scambiano le cose. La madre di Tiziano Gambacurta e la madre di Lopinto sono come sorelle, pur non essendo parenti, perché stanno dividono lo stesso, diciamo, quasi immobile. Quando se ne stanno andando da questa presa di posizione ferocissima, dove come se permesso la lettera dell'avvocato, vedete voi che oltraggio, si incrociano col ragazzino che sta tornando a casa con la zia, e la sfortuna vuole che si incrocino davanti a casa di Massimiliano Gambacurta. Questa è la storia. Tiziano e Domenico sono spettatori passivi, dirà al processo uno degli Zioni: con Tiziano sono un grande amico, ci siamo presi la pizza fino a pochi giorni prima. Il discorso comincia con grande cordialità perché quelli ce l'hanno con Marco Lopinto. Quando si trascende e si passa alla prepotenza fisica nei confronti di Marco Lopinto, Massimiliano Gambacurta, che deve avere evidentemente qualche cromosome del padre come fumanteneria, ma che ha un senso tipo Robin Hood, prende le parti di questo Marco Gambacurta e da lì degenera nell'omicidio, che ha un solo colpevole. Tiziano e Domenico non hanno armi, ma non perché lo dico io, perché vengono assolti. C'è la sentenza passata in giudicato, lo saprò bene. Tiziano Gambacurta viene condannato in primo grado per l'arma e assolto dalla Corte d'Assise d'Appello perché non ha l'arma. Domenico viene assolto immediatamente da tutto. Tiziano da questo episodio esce completamente assolto. E sfido
una carta che dica il contrario. Massimiliano subito in corte d'assise racconta lui per primo tutta la storia, dice come sono andati i fatti. Quella condanna, mi pare a 14 anni e dispari, Angelo, tu eri insieme, insomma, che resa nell'ordinario, cioè Massimiliano Gambacurta vengono riconosciute le attenuanti generiche praticamente per intero. È figlia di queste episodicità, è figlia di una reazione ad aggressione, è figlia a un incipit, a un innesco da parte delle persone offese, che poi resta colpito quello che era il più estraneo di tutti alla vicenda, al pestaggio, perché era l'unico che era lontano, e quando spara Massimiliano Gambacurta, che spara un colpo solo perché il primo gli si inceppa e poi spara un unico colpo, non spara a quello che lo sta menando davanti, che era questo Aldo Zioni, il colpo colpisce uno che addirittura era dietro una Smart, cioè il colpo buca il finestrino di una Smart, colpisce quella persona che è così sfortunata che con un unico colpo gli lede immediatamente un organo vitale, ed ecco perché muore. Ma dire che quell'episodio, che nasce in questo modo episodico, che nasce sulla scorta di un fatto ingiusto altrui, che coinvolge solo Massimiliano Gambacurta, ma io mi chiedo, per esempio, il ruolo di Franco, il ruolo di Roberto, di questi presunti capi, per dire che è solo sempre il clan Gambacurta, dov'è? Cioè, vedete che se uno sgrana foglio per foglio e passaggio per passaggio non può non rendersi conto. Questo 416, Gianluca ha discusso benissimo, no, l'autonomia del 416, io discuterò l'autonomia anche del 74, io discuterò, anzi ve lo posso anche dire subito, il problema vero del reato associativo. Voi sapete meglio di me, e purtroppo ce ne siamo occupati anche insieme, purtroppo nel senso che abbiamo dedicato tanto tempo, io ho sempre apprezzato anche pubblicamente, e l'ho detto, se non altro la sentenza l'ho contrastata, ma il rispetto dei 90 giorni in un mostro come quello è stato un atto di, come dire, di eroismo civile della propria funzione, proprio di senso calvinista del dovere. Lo devo dire perché lo dico sempre e lo posso ridire pubblicamente. Ci siamo confrontati, diciamo, in tanti processi, compreso quello a cui facevo accenno, ma se non si comprende l'effettivo quid pluris del reato associativo, questo l'ha detto Gianluca, cioè se non si comprende in particolar modo quando parliamo di 416 e quando parliamo di 74, paradossalmente la prova è, come dire, più legata al dato empirico, per esempio, del 416 bis. Io ho avuto l'onore, organizzato dall'ex procuratore della Repubblica, tanto per dire tutte le cose, così mi fanno un'altra raccolta di firme che io conservo con grande piacere, perché scontentare quelli che urlano è un dovere per chi vuole essere un uomo razionale. Ho partecipato a un convegno organizzato dall'ex procuratore della Repubblica come contraddittore dell'attuale procuratore della Repubblica, dove ho avuto l'onore di vedere in perfetta forma e lucidità uno dei due ispiratori della legge del 416 bis, l'onorevole Rognoni, che era collegato. E sono stato contento che l'onorevole Rognoni, quando nel discutere dell'essenza del reato associativo si è reso conto che il vero problema era quello di sussumere all'interno di una semplice adesione una pericolosità. E io dicevo, per esserci quello, ci devono essere due cose. Uno, ci deve essere forte l'associazione, perché il problema del 416 bis era che alcune volte tu aderivi alla stidda di Agrigento. La stidda in quel momento, prima dell'82, non aveva nessun programma criminoso, cioè non c'era, nel momento in cui andava a fare quella pagliacciata, lo posso dire, la pagliacciata, quella di tagliare vene, di bruciare santini, eccetera, eccetera, per me è una cosa fuori dal mondo nel 2020 che si facciano cose di questo tipo. E forse lo dico per i giovani, e forse come dire, il metro di quello che parliamo. Ma nel momento in cui tu fai questo, perché non sia una mera sceneggiata, e perché tu sia punibile, ci deve essere una consorteria seria e aggressiva che esiste già. Il problema era che la stidda che era sul territorio, che condizionava il territorio, che se il capo entrava in un controsenso
con la macchina il cittadino normale che lo incrociava si fermava e tornava a marcia indietro, che se il capo andava all'ospedale e c'era la fila gli dicevano prego Don Ciccio fate prima voi che avete da fare, perché quello è il condizionamento di tipo mafioso. Ma se non c'era un programma per dire adesso facciamo il pizzo, adesso facciamo le estorsioni, era difficile, era impossibile punire, perché stiamo parlando di reato di pericolo, mentre qui stiamo parlando di adesione a un programma criminoso predeterminato. Nel 74 parliamo di adesione a un programma criminoso predeterminato che prevede la commissione di più reati di cui è l'articolo 73, cioè sei fortemente legato al dato empirico e devi avere la prova dell'adesione a quel programma criminoso. Allora il 416 bis è consentita, si dice che c'è l'offensività nel momento in cui si aderisce alla consorteria, che però deve esistere, che deve avere la bisaccia sulle spalle di un'effettiva violenza pregressa e di un condizionamento del territorio, perché se no sarebbe una mera rappresentazione scenica. Nel 416 non basta neanche questo, tu devi provare invece l'esistenza di un piano criminoso, devi provare l'affectio societatis. Oggi il pubblico ministero vi discute questa cosa come se parlasse di un 416 bis e come se parlasse di una misura di prevenzione, e invece il 416 lo deve ancorare al programma criminoso, come dovrà ancorarmi, perché qua si fa come la storia degli armenti di Mussolini, che quando il duce camminava pigliavano 1000 vacche e dove lui andava? Facevano una prima ispezione alle 11 di mattina e gli facevano trovare 1000 vacche e 1000 fucili. Facevano ispezione, dice la prossima la faccio alle 4 di pomeriggio, spostavano tutto, dicevano altre 1000 fucili, altre 1000 vacche. Allora questo si fa qua con gli uomini e con gli episodi, si stirano. Si fa il 74 che comincia da Massimiano Gambacurta che si fa le canne, perché era un ragazzotto ancora a quell'età, si fa le canne nel 2011 a casa sua e si dice che quello fa parte del programma criminoso, perché c'è la necessità di estendere. Ma io vorrei sapere, Franco Gambacurta, che è il capo dell'associazione, Roberto Gambacurta, che è il capo dell'associazione, per esempio, di quelle canne che si sa Massimiano Gambacurta, che non dico che adesione danno, che consapevolezza hanno. E questo discorso vale per il 416. Quando tu mi fai un discorso di questo tipo sul 416 non puoi non prendere in considerazione qual è l'adesione dei singoli partecipi. Valerio Gambacurta come aderisce al programma criminoso di Franco, a questo controllo del territorio? Solo perché partecipa a menare quello che gli ha rubato a casa? E questa l'adesione al programma criminoso di più reati di 416, finalizzati quindi a commettere usura e compagnia bella, eccetera, eccetera? Allora io dico che già da questo punto di vista il processo va sgrossato, non dirò quasi nulla, anzi non dico nulla, vi dico la verità, sulla vicenda di Manattini, perché farei un'offesa a Gianluca Tognozzi, perché è stata trattata ampiamente, sono state citate le telefonate della moglie dove dicono e qualificano chi è Manattini. Abbiamo fatto le domande a lui sui milioni di euro all'estero che ha Manattini. Manattini, anche là il distinguo è sottile, bisogna distinguere tra chi si approccia a una persona e dice guarda ma tu c'hai 50.000 euro, se tu me li dai io in un mese te ne do 100.000, che ho movimenti particolari che riesco a produrre 100.000 euro. E allora noi vogliamo dire che quella è usura? Vogliamo dire che proporsi, come dice la moglie, lui va e si propone e gli dice la verità è che c'ho un elenco, mi pare la sorella questa volta, c'ho un elenco delle persone sbagliate a cui sei andato a proporti questa volta. Io dico proporti, il termine tecnico a cui sei andato a truffare, perché questa è la verità, va a fare le truffe Manattini e stavolta anche lui, come quella aveva rubato alla persona sbagliata, fa la truffa alla persona sbagliata. Allora se è questo, diciamo, l'humus, se è questo l'ambiente in cui cresce il processo, il primo appello che deve fare una difesa sui giudici è di sfrondare le suggestioni, di guardare i fatti, oggetto di prova sono i fatti, di guardare le fonti rappresentative e che cosa dimostrano. Noi facciamo un'altra cosa incredibile, in questo come in tanti processi ci facciamo mediare il mezzo di prova dall'ufficiale di polizia giudiziario. Guardate che è una cosa che non va in assolutamente bene
Io lo capisco che c'è la necessità di capire come sono andati i fatti, ma dovrebbe il pubblico ministero fare domande mirate e poi ricostruirlo lui come sono andati i fatti, non farlo fare dall'ufficiale operante. Io vi dimostrerò più volte dove il racconto dell'ufficiale operante, per carità, in perfetta buona fede, e se avessi dubbi farei le denunce, perché uno non può gettare fango così. Ma vedete, tempo fa facemmo un convegno dei procuratori della Repubblica e i presidenti delle Camere Penali quando venne introdotta la legge sulle intercettazioni telefoniche, perché io lessi un parere dei 6 procuratori della Repubblica dove dicevano onestamente, guardate, noi non saremo in condizione di fare le indagini, gli avvocati non saranno in condizione di difendere, e io dissi al procuratore: perché non facciamo un documento congiunto dove che non si possono fare le indagini lo diciamo noi, i penalisti, e che non si possono fare le difese lo dite voi, i procuratori della Repubblica. E la legge non passò, perché poi questa è la politica, è la paura della politica. Solo con un convegno dei procuratori delle Camere, procuratori più grandi e dei presidenti delle Camere, ma la legge non è passata, quella che prevedeva l'immediata secretazione ogni 15 giorni, tu dovevi fare una rilettura a distanza di mesi, perché se io dico a uno andiamo a giocare a golf, dice golf va bene, ma se poi mi segui per mesi e vedi che non gioco mai una volta a golf e mi continua a dire a uno che vado a giocare a golf, tu ti fai la rilettura e dici: ma dove attaccavano i telefonini quel giorno che diceva che giocava a golf? Sempre allo stesso posto, dove poi ho fatto un sequestro. Non puoi mandare ogni 15 giorni via il compendio delle intercettazioni, perché hai necessità di guardarti le indagini in un contesto, lo abbiamo detto facilmente. Però in quel documento i procuratori della Repubblica dicevano, tra l'altro così, si affiderà la valutazione, se non mi credete lo trovate su internet, ma sono esattamente questi termini, si affiderà la valutazione alla polizia giudiziaria che è naturalmente portata a una valutazione di enfatizzazione dell'ottica accusatoria. E naturalmente, cioè quello che il siracusano negli anni che ho speso dopo la laurea all'università, che all'inizio mi sembrava, sai, da ragazzino, ma perché lo chiama teste ostile l'ufficiale di polizia giudiziaria? Quasi una cosa antipatica. No, l'ufficiale di polizia giudiziaria è il teste ostile in senso tecnico, perché il teste che ha maturato una sua convinzione di colpevolezza, cioè per braidi, per cosi, gamba curta, sono pezzi di mala carne. L'avvocato sta brigando in tutti i modi per cercare di salvarli, e voi sarete, se li assolvete, degli ingenuotti che siete cascati nella trappola dell'avvocato. Scusate se sono franco, ma è questa. Sapete che cosa dico? Giustamente! Perché io voglio la polizia giudiziaria libera di ipotizzare in mala partem, e accetto in qualche modo anche che il pubblico ministero sfrondi quella impostazione, diciamo così, accusatoria negativa, perché è tipica, come cittadino mi sento garantito. Il giudice deve essere banale, il giudice deve raccogliere 2 più 2 4, non può dare spazio all'intuizione. Il marescialli, quando vi raccontano le telefonate, fanno collegamenti loro e fanno una cosa impossibile tecnicamente, filtrano il dato probatorio, cioè contravvengono a un principio cardine del giusto processo, l'immediatezza, cioè mediano e filtrano e inevitabilmente deformano, perché nell'attimo in cui filtrano deformano, è impossibile non deformare. Ma come? Noi abbiamo la fonte di prova genuina, abbiamo il diamante e ci facciamo raccontare com'è. Allora, in questo processo, in tanti processi, questo succede costantemente. Allora, vi dico, poi così evidenti i fatti non dovevano essere, perché se tu arresti le persone a giugno del 2018 e mi dici che questa associazione è così invasiva e così terribile sul territorio dal 2011, io non lo so come cittadino, com'è che lasci questa associazione che continui a fare questi disastri, che continui a condizionare un intero territorio di questa città per 7 anni.
perché tu gli arresti li fai nel 2011, ma Franco Gambacurta, Roberto Gambacurta, Massimiliano Gambacurta, Marco Ciaccia, La Vista, Carosi, De Socus hanno potuto impunemente per 7 anni fare i capi o i soldati o i luogotenenti, come dice l'ufficio della procura, mutuando la genialità di Orsini. Hanno potuto fare per 7 anni, ed altra suggestione, hanno potuto fare per 7 anni quello che hanno voluto. Allora, come vi dicevo, il 74 pretende altro. Il 74, che è un reato di pericolo, pretende proprio che esista la figura criminosa nel momento in cui l'associazione non fibrilla, cioè la prova non solo del pactum sceleris, ma la prova dei ruoli. La prova dell'esistenza dei ruoli è la pervasività dei capi, la pervasività dei luogotenenti su ogni sfaccettatura, quando si agisce e quando non si agisce, ma soprattutto quando non si agisce. Cioè, voglio dire che se no puniremmo 2 volte la stessa condotta, e se non si comprende che in un reato di pericolo il pericolo per la collettività è l'immanenza del contesto associativo. Io dico sempre che è come una macchina pronta a partire e deve avere il motore, deve avere tutto pronto, e che ci sia la macchina tu lo vedi non mentre cammina, mentre è ferma pronta. Che ci sia una squadra con i ruoli tu lo vedi non mentre gioca, perché tu sai che il giorno che la squadra gioca ognuno è pronto ad andare al suo ruolo. Allora qui c'è un numero spropositato di soggetti, ma non vedo un luogo dove c'è uno stoccaggio, non vedo una cassa comune, non vedo una divisione dei proventi, non vedo una base logistica dell'associazione, non vedo un corpo, non vedo un traffico, non vedo un'importazione dal Sud America, e parlerò al parte perché quello è l'elemento, diciamo, determinante a cui deve ricorrere con una forzatura incredibile il Q3, l'episodio di Fiumicino, che risale al 2012, perché è l'unico episodio dove vengono importati 6 kg e manco tutti i 6 kg per i Gambacurta. E per esempio vi chiedo fin d'ora, il grande assente di quell'operazione è il Capo Supremo, perché il Capo Supremo Franco Gambacurta in quell'operazione non compare completamente, ed è l'operazione che consente di coinvolgere Massimiliano Gambacurta, che se anche fosse colpevole e non lo è di quell'operazione, non si capisce cosa c'entra col 74, e che ha un agnello sacrificale che deve fare da tramite, e veramente quello è incomprensibile come il pubblico ministero non abbia avuto il coraggio, tra l'altro come ha fatto giustamente per la posizione parallela di Salvatori, di chiedere l'assoluzione. L'agnello sacrificale che deve fare, perché se no crollerebbe tutto, è Marco Ciaccia. Allora dico, e vado con ordine, veramente questa stiratura, Roberto Gambacurta, che è addirittura capo perché una volta va trovando la droga per drogarsi lui insieme alla Carosi nel 2018, e che è capo dal 2011, è una palese stiratura. Però vi dicevo, e voglio andare con puntualità, il primo, mi passate il termine e mi scuserà il pubblico ministero, trucco, ma in senso artificio, artificio retorico, ecco, il termine esatto è quello, è la retrodatazione del fumo di 100 grammi, che è di maggio 2011. Nel maggio 2011, quando insieme a quella retrodatazione trovano, per dire tutte le cose, no? Perché se uno non è onesto così il giudice è meglio che si siede, trovano a Massimiliano Gambacurta anche un certo numero di telefonini, ora il numero non me lo dite, non so se 4, 5, 6, 7, un certo numero di telefonini, e un numero ancora più alto, accetto anche un suggerimento del pubblico ministero, 80, 60, 70, un numero ancora più alto di schede telefoniche. Lui dice nella udienza di convalida che le fa un traffico di queste schede telefoniche. Giustamente, e se non fosse così sarebbe inquietante per il cittadino Cesare Placani, che per qualunque altro cittadino, giustamente la polizia giudiziaria prende e fa un'analisi dettagliata di quei telefonini.
Da lì nasce questa indagine, e il cui, diciamo così, pilastro diventa, dentro la cosiddetta indagine, io sui nomi anche qua un disastro, però questo sono sicuro che è l'Imperial, giusto? Nasce questa indagine che sfrutta il contenuto dell'indagine Imperial, che è appunto il sequestro di 6 kg di droga avvenuto il 2 luglio del 2012 a Fiumicino. È strategicamente fondamentale per l'accusa. Perché? Perché intanto è l'unica contestazione dove c'è un certo quantitativo di sostanza stupefacente, perché non anticipo il tema difensivo, che tra l'altro sarò estremamente sintetico. È certo che se togli questi 6 kg stiamo parlando di cessioni e di spostamenti da quinto comma, ed è certo, secondo l'ultima giurisprudenza, vi faccio perdere 2 minuti dicendovi cose che sapete ma per dovere difensivo, è certo che secondo l'ultima giurisprudenza è sussumibile all'interno, il fatto può essere qualificato, deve essere qualificato serei come sesto comma dell'articolo 74. L'unico episodio che dà, come dire, una coloritura di altro tipo sono sti 6 kg. Fermo restando anche su questo, che c'è una giurisprudenza importante, anche in questo tribunale, perché l'ho avuto io, che dice che per qualificare il fatto come sesto comma tu devi guardare l'aspetto esterno, cioè tu devi guardare i momenti di spaccio, che sono la lesività dell'ordine pubblico e del bene giuridico protetto alla norma, che è la salute. Perché se tu escludi il sesto comma sul momento dell'approvvigionamento, vuol dire che hai fatto una truffa delle etichette, perché il sesto comma non lo potrai dare mai, perché tu pretenderesti che ogni associazione, perché parliamo comunque di un'associazione, quindi strutturata, con una divisione di ruoli, con un approvvigionamento, vada a comprare 1 grammo la mattina e venda 1 grammo, poi vada a comprare un altro grammo la mattina e venda un altro grammo, poi vada a comprare un altro grammo, cioè un'associazione che quindi deve avere una diciamo sistematicità di gestione sul territorio, un certo numero importante di reati fine, una spazio di clientela, perché se no non è un'associazione, che si pretenda che si approvvigioni pezzo per pezzo, perché qua poi lo vedete, le cessioni soprattutto di quello malavita, la pura vita, quello finale, malavita mi sembra, malavita, per una volta lo potevano chiamare pura vita, almeno un boccone di diciamo di ottimismo. Il secondo, l'ultimo, quello che si attaccherebbe idealmente, non so come, perché nel 2017 l'associazione come l'Araba Fenice risorge e riprende vita, ma è la stessa associazione, vendono 10 euro, 1 grammo, eccetera, eccetera, e questo è anche quello che accade prima, dovrebbe, e quindi diventerebbe una figura di reato impossibile, sarebbe nessun ordinamento giuridico può mettere in piedi una pazzia come questa, no? Cioè, diceva, io l'ho sentito dire al nostro veramente adoratissimo maestro, il professore Coppi, io e Tognozzi poi abbiamo una passione particolare ai limiti dell'aggressione fisica, ma diceva, ripetendo, per la verità lui lo dice con la sua grande onestà, perché lo diceva dell'Itala, l'essenza del diritto è il buonsenso. L'essenza del diritto è il buonsenso. Noi non possiamo mai pensare di costruire una figura giuridica che contrasti col buonsenso. Se noi pensiamo che quel sesto comma del 74 possa esistere solo se anche il momento dell'approvvigionamento è di 10 euro o di 20 euro, e allora vuol dire che abbiamo creato una cosa che non esiste, che sappiamo che empiricamente non può esistere. Aperta e chiusa parentesi. Vi stavo dicendo, è l'unico, è nodale il fatto di Fiumicino. È l'unica volta in cui si parla di qualcosa in più di un piccolo spaccio. È l'unica volta in cui ci sarebbe un approvvigionamento dall'estero. E noi tra l'altro abbiamo la contestazione, guarda, boom, subito, dell'articolo 4, che secondo me è inesistente, vi faccio perdere 2 minuti dopo. È l'unica possibilità di dare un ruolo a Massimiliano Gambacurta. Cioè questa costruzione è totalmente strumentale a dare un ruolo a Massimiliano Gambacurta con il sacrificio di Marco Ciaccia. Allora, intanto voglio dare per buono che siano tutti colpevoli di questo Q3.
ok? Cioè facciamo finta che questa importazione l'abbia fatta con l'aiuto di Natali, compagnia bella, Massimiliano Gambacurta, che sia lui Andrea, detto il nano, eccetera, eccetera, che quelle intercettazioni siano valide. Facciamo finta tutto questo, facciamo finta tutto questo. Mi dite, quando voi dovrete scrivere, con quel 546, norma bellissima e fondamentale del nostro ordinamento giuridico, qual è la prova che questo episodio si inserisce nel contesto dell'associazione? Qual è la prova della partecipazione, della consapevolezza dell'unico episodio serio di Franco Gambacurta? Qual è la prova che questo episodio sia nel contesto di una reiterazione di un meccanismo? Che ci siano ruoli predeterminati, per questo vi dicevo il 74, che sia un episodio che si inserisce nell'alveo del contesto associativo, e per esserci il contesto associativo ognuno deve avere giocato col suo ruolo, perché solo con questa partita a Massimiliano Gambacurta, che si fumava il fumo come un cretino a casa sua, perché io odio le droghe, questo lo posso anche dire pubblicamente, che si fumava il fumo a casa sua, e che fa questa importazione dall'estero, automaticamente diventa il ruolo di coordinatore del resto. Ma quando io dico ruolo, vuol dire che io in quel ruolo ci sto sempre, non che ho fatto una parte a soggetto in un unico episodio, perché se no non è un ruolo inteso nel senso giuridico del termine, e non c'è continuità, e in termini di diritto non c'è offensività, Dio santo. E questo è il passaggio determinante, non c'è l'offensività, signori del Tribunale, e non ci può essere, perché l'associazione è qualcosa di autonomo e diverso completamente rispetto alla perpetrazione del reato fine. E io non punisco l'importazione del chilo, perché quella la sto punendo dei 6 chili, la punisco autonomamente come 73 e 80. Io punisco il fatto che tu sei un capo di un'associazione che fa sistematicamente questo, e siccome non abbiamo la psicopolizia e non riusciamo a entrare nella testa delle persone a dire ma questi hanno fatto il pactum sceleris, e siccome abbiamo una norma di garanzia del nostro ordinamento giuridico bellissima, rivoluzionaria, veramente, che dice che il diritto penale è l'estrema ratio, il 115, se 3 persone si accordano per fare un reato è neutro sotto il profilo giuridico. Se io, Tognozzi e Dieraci ci sediamo a una scrivania e progettiamo nei dettagli un omicidio, diciamo tu guidi la macchina, tu che sei di Siderno stai dietro e porta le armi e basta, io sparo eccetera eccetera, lo progettiamo nei dettagli e non si rivela empiricamente nulla, non siamo punibili, non lo dico io, lo dice la civiltà giuridica di questo Paese, che non consente, dopo anni di, come dire, di tutto, ed è una norma fatta quando addirittura stavamo peggio, non consente di punire le intenzioni, perché sa che se dà spazio a punire le intenzioni si può arrivare all'arbitrio. Diventa un fatto pericoloso punire le intenzioni, punire gli atteggiamenti. Quando io parlavo del 546, signori, è una norma di democrazia cardine, quando dice che il giudice deve indicare gli elementi di prova e deve dire perché quell'elemento di prova ma mica è banale. Guardate che in America li mandano sulla sedia elettrica col verdetto, e tu vai sulla sedia elettrica e non sai perché il giudice si è convinto che hai fatto l'omicidio. E se sei il padre del ragazzino stuprato, vedi quello assolto e non sai com'è che l'hanno assolto nonostante tuo figlio l'abbia accusato, poi dici, lo dico ai miei, ti lamenti che non c'è la prova legale, che non c'è il meccanismo dell'albero avvelenato che produce il frutto avvelenato. Certo, noi abbiamo il 546, abbiamo la prova tipica, ci mancherebbe che in un contesto di verdetto, guilty e not to guilty, non avessi la prova tipica e non avessi la prova legale e non avessi quel meccanismo. Tant'è vero, dice, ma in America non si fa l'appello, e che vuoi appellare? Il verdetto, puoi appellare solo difetti procedurali, ed è ovvio che la procedura deve essere rigidissima. Allora, quando qua col 546 mi scriverete perché questo fatto si innesta nel contesto associativo, io non lo so, ma vi dite una cosa,
Franco Gambacurta in 7 anni, ve l'ho detto già, è il Franco Ciotti, Enrico Ameri, a te ti piaceva di più, Enrico Ameri di questo processo. Franco Gambacurta commenta qualunque cosa, commenta finanche quelli che non sono fatti suoi, si intromette in quelli che non sono fatti suoi, e questo sarà un dato importante. Mi riferisco per esempio alla vicenda Lombardi, dove c'è uno che si compra il fumo per i fatti suoi, che si spara con altro per i fatti suoi, e lui si mette in mezzo a chiacchierare. E tutto quello che fa Franco Gambacurta viene monitorato ed emerge. Ma viene monitorato perché c'ha l'ambientale nella macchina, c'ha i telefoni sotto controllo, c'ha l'ambientale nelle siepi del bar, e c'ha le telecamere. Allora dico, un'associazione che in 7 anni produce una sola vera importazione, 6 kg, e che perde quei 6 kg. Ma com'è possibile che il capo Franco, com'è possibile che il vice capo Roberto non dicono una parola, non fiatano, tra loro non commentano, ma porca pupazza, abbiamo perso i soldi. Franco Gambacurta che quando perde 250 euro fa l'ira di Dio. Niente, non dicono una parola, non fiatano, non c'è nessun tipo di reazione da parte di questi rispetto alla perdita. Eppure è l'unica perdita importante. In più, signori, ma vogliamo prendere atto, ci dice il pubblico ministero, vabbè, non erano tutti loro i 6 kg, era una parte. Intanto, cioè, noi li facciamo tutti i giorni queste associazioni, ma sto terribile clan Gambacurta che reinveste avrebbero, per fortuna è stata chiesta l'assoluzione per la struttura sportiva sull'interposizione fittizia, perché questi vendendo 2 grammi e 3 grammi avrebbero costruito la squadra di calcio, tutto il resto. Sto Valerio Gambacurta, quando si dice che lavora, forse lavora veramente, no? Ma dico, questa terribile associazione in tutti questi anni importa 6 kg, anzi, dice non erano manco loro 6 kg. In tutti questi anni importa meno di 6 kg. E sapete perché ci devono dire così? Perché c'è una sentenza passata in giudicato, che dice che questa sostanza era di un gruppo, era di altre persone, ma non di altre persone per modo di dire, di un'associazione. Cioè questa sostanza la importano 2 associazioni distinte e separate. Io di questo, diciamo così, sotto un profilo statistico non ho memoria. Io purtroppo a gennaio ho fatto 30 anni che sono entrato dentro a sto palazzo. È stato un colpo pure per me, anche perché uno non ha cognizione. Io per esempio mi vedrei quasi con i capelli, ogni tanto in qualche fotografia da dietro non mi riconosco, perché non riconosco la pelata. Allora dico questa associazione che c'è un'associazione con i nomi Casamonica, Sibio, Moruzzi, voglio dire, stiamo parlando di attori non sconosciuti, no? Nomi non sconosciuti. C'è un nucleo di Ostia che nell'immediatezza interviene e sequestra. E allora dico, c'è l'assoluzione di quello che diventerà il ministro degli esteri successivamente a Massimiliano Gambacurta, che è Raimondo Rui, la richiesta di assoluzione, c'è la richiesta di assoluzione giusta di Salvatori, la forzatissima richiesta di condanna di Marco Ciaccia. Allora, perché vi dicevo che Marco Ciaccia è l'agnello sacrificale? Perché Marco Ciaccia intanto ha un'unica prova che dovrebbe rappresentare il suo interesse a questa sostanza. Marco Ciaccia ad aprile 2012 partecipa ad un pranzo, un incontro conviviale presso lo stabilimento balneare Venezia di Ostia. Guardo Ieracci perché lui è preparatissimo su questi argomenti. E l'unico fatto empirico, l'unica condotta materiale di Marco Ciaccia rispetto a questo dato è di avere partecipato a questo incontro di Ostia. La
importazione, voi vedete le intercettazioni, c'è un successivo incontro conviviale ampiamente ricostruito e riportato nella sua requisitoria dal pubblico ministero, la intercettazione è, l'importazione è in dubbio fino all'ultimo secondo. Se pranza domani o non si pranza più, cioè non è una cosa che ad aprile è programmata, ricordo quel 115, è una cosa che ad aprile è già strutturata, è una cosa che si sa che deve essere fatta. Veramente diventa incomprensibile capire che uno che compaia all'inizio di questo fatto, quale sia l'apporto in termini di condotta materiale e di causalità rispetto all'evento di Marco Ciaccia. Tra l'altro, Marco Ciaccia, da questa ipotesi criminosa, ottiene un annullamento dal Tribunale della Libertà. Cioè Marco Ciaccia, che diventa un ruolo fondamentale, perché si dice, guarda caso, era con Massimiliano Gambacurta a giugno 2011 quando hanno sequestrato la palla, con tutti quei telefoni. E da là noi abbiamo capito che c'era l'associazione. Marco Ciaccia viene scagionato, diciamo, non supera la soglia indiziaria, neanche in sede di riesame. Tant'è vero che l'altro partecipante alla riunione, giustamente, si chiede l'assoluzione. Il maresciallo Braidi, che è, diciamo, quello che ci ha impressionato a tutti, vi dico la verità, a me quelli di grandissima memoria non mi fanno impazzire, è un mio debole, ma lo faccio in ottica difensiva. Al mio studio vi possono testimoniare che io non so gli articoli del codice, devo chiamare continuamente, che dice qua, non so i termini, cioè non ho, e forse per difendermi da questo, poi questa non la dico che era una battutaccia, cosa diceva un mio vecchio zio che invece aveva una grande memoria, e quindi lo posso dire perché era affettuosissimo, poi diceva supplisco con la grande memoria, diciamo, la capacità di ragionamento, ma questa era veramente una battutaccia. Non ho grandissima passione, però lo stesso Braidi, pagina 5 del verbale dell'udienza 1 giugno 2020, il tema vero per poter dire che questa associazione partiva a giugno, quando c'è l'arresto di Massimiliano Gambacurta, dice, diciamo che quei telefoni sequestrati non hanno mai prodotto alcuna conversazione. Cioè il tema di prova secondo cui quello era la radice, il primo germoglio dell'associazione, lo accantona direttamente Braidi. Tra l'altro c'è un altro passaggio. Il pubblico ministero, abilmente, da abile retore, diciamo, vi riporta tutta una serie di intercettazioni di telefoniche di contenuto criptico, da cui si comprende un'attività in qualche modo sospetta. Beh, vorrei ben vedere, perché in quel momento questi soggetti, in particolar modo una questione tra Fortunati e Fisci, tant'è vero che intervengono i carabinieri di Ostia, stanno facendo un altro reato, stanno facendo una turbativa d'asta. Lo scambio di soldi, i 25.000 euro, è palesemente il pagamento di una tangente che viene effettuata da Fisci e viene pagata a Fortunati, che pretende questi 25.000 euro. Quando noi affidiamo, come dire, la identificazione dei soggetti al ricordo del maresciallo Braidi, facciamo un atto di fede, perché che a me il maresciallo Braidi dica sempre il 1 giugno io la voce di Gambacurta Massimiliano la riconosco abbastanza, in ordine all'attribuzione dei nomi e partecipanti. Vedete, io il test Braidi non lo considero un test totalmente affidabile, perché una grande presa in giro ce l'ha fatta. Cioè il test Braidi si è seduto qui a dirci che lui ha riconosciuto con certezza Massimiliano Gambacurta, che il suo commilitone della stessa caserma, Stellini, andava ricercando per furto, perché cosa andava cercando? Ah no, per omicidio, quindi per l'ultimo dei reati del codice penale il meno allarmante. Un omicidio fatto per strada, sparando, quindi un fatto risibile. Dice che lui l'ha riconosciuto, ma dice che ha privilegiato la pista della droga, il che significa che la Procura della Repubblica fa i reati, cioè sarebbe un 328 quasi. Perché se tu inquadri un latitante e lo inquadri a giugno del 2012 e questo latitante, signori, si presenterà, sapete quando? A gennaio del 2014.
Cioè non è a dire che dice, sai, poi l'ho preso in un secondo momento, ho voluto vedere lo sviluppo, no, la droga è stata sequestrata, l'indagine è andata avanti, l'indagine è finita e tu non sei andato manco a cercarlo e tu non hai neanche segnalato al procuratore della Repubblica, che poi è lo stesso procuratore della Repubblica di Roma, finita la tua esigenza investigativa, che quel soggetto ricercato per omicidio tu l'avevi visto e l'avevi riconosciuto. Io a un certo punto ho detto, guardi, io smetto le domande perché non mi va di farmi prendere in giro. Perché sinceramente quella, onestamente, io non mi piace polemizzare, soprattutto con chi fa il proprio lavoro e soprattutto su chi sta per strada a contatto, diciamo, pagati 4 soldi, eccetera, eccetera. Però questa è l'estrema essenza del teste ostile, perché questo vuol dire venire a negare una cosa di queste è impossibile. Quando lui mi dice questo test che per me è inaffidabile, io lo riconosco, io vi dico una cosa, non io, che al mio studio se le sono sentite le telefonate. Loro non sono in condizione di riconoscerlo perché sono meno bravi di Braidi. Dice, ma una cosa ve la do per certa, e poi lo potete fare, che quando lui dice queste 5 ambientali parla Massimiliano Gambacurta non è la stessa voce. Cioè le 5 volte in cui si attribuisce la voce a Massimiliano Gambacurta, le voci, quello è facile capirlo, di chi sia è più difficile, ci vorrebbe la perizia, ma che sia lo stesso è escluso. Sentitela, guardatela. Allora, l'indifferenza rispetto a questa perdita economica, il fatto che si sia costituito Massimiliano Gambacurta dopo 1 anno e mezzo, mi fanno perdere di attendibilità e di credibilità rispetto a questo test. Tra l'altro anche il fatto che si voglia attribuire a Massimiliano Gambacurta il nome di nano, intanto non è nano e tendenzialmente questo tipo di soprannomi sono attribuiti a persone, per esempio noi a Tognozzi lo chiamiamo il capellone, ma c'è un motivo empirico per cui lo chiamiamo il capellone. A me mi potrebbero chiamare il capellone in senso ironico, quindi nano o vuol dire che è alto 2 metri o vuol dire che, ma no, Massimiliano Gambacurta vede dei cartellini alto quanto me. Ma poi anche qua l'equivocità del dato, c'è la sentenza della dottoressa Tamburelli nel processo di quella droga, dove attribuisce il nano a Simone Tresca, cioè lo individuano la persona che si chiama il nano. Allora, su questo capo di imputazione quali sono le conclusioni? Le conclusioni sono che il materiale probatorio è equivoco. Le conclusioni sono che è impossibile sancire la colpevolezza di Massimiliano Gambacurta e ancora di più quella di Marco Ciaccia. Le conclusioni sono nel senso però, ed è questa la parte più importante, che in particolar modo Ciaccia e poi Gambacurta vengono tirati in questa storia che viene veramente con uno stiramento impossibile, ma a cui è costretta la procura, è costretta, se la deve giocare per forza questa carta di Fiumicino, perché se no non c'è nulla che dia un minimo di spessore a questa associazione. Certamente di questa storia non c'entra niente Franco Gambacurta, che io quando scriverete il 546 direte la prova del coinvolgimento di Franco Gambacurta in questa storia, io non so cosa si può dire, ma non c'entra niente Ciaccia e non c'entra sicuramente niente quella stessa imputazione di associazione che ha posto in essere la cosa. Devo dire una parentesi su questa storia, perché qui in questo processo, come in tanti processi, si intercettano le conversazioni degli imputati con gli avvocati. Io sono dell'idea che gli avvocati non siano le vacche sacre dell'India, anzi sono dell'idea che bisogna essere rigorosissimi con gli avvocati. Avevo proposto al Consiglio dell'Ordine, ma poi abbiamo temuto la vocilazione, Gianluca ride perché dice tu sei pazzo, di costituirci parti civili in alcuni processi più gravi dove sono imputati gli avvocati, ma non con l'onere necessario di concludere. Uno si costituisce parte civile, se poi è convinto della
tesi della colpevolezza, deposita anche le conclusioni, se no non le deposita. Ma astrattamente non è che è una categoria di intoccabili, anzi, se uno vuole pulizia a casa sua, pretende pulizia fuori e l'avvocato, l'essenza... Avete bisogno di... No. L'essenza stessa della... Io non so da quanto tempo parlo. L'essenza stessa della funzione dell'avvocato è quella di pretendere il rispetto della legalità, noi quello vogliamo, il rispetto dei diritti per chiunque, perché i diritti sono principi, i principi si attribuiscono a chiunque. E certe volte la difesa di un principio pretende sacrifici in termini pratici. Nessuno si sogna di pensare oggi che sia utile cominciare a menare uno a oltranza fino a quando non dice la verità, eppure vi assicuro che sarebbe un sistema efficacissimo. Voi forse vi ricorderete quel genio di Troisi quando in un film gli dicono, lui dice: a me se mi dicono guarda che se tu non parli forse, ma forse c'è una sola possibilità che ti torturiamo, io subito parlerei, prendendo in giro quelli che dicono no, bisogna resistere eccetera. A me basta che mi